Buonasera e bentornati a Secondo Noi. Questa settimana parliamo del territorio in chiave turistica. Il Friuli è un piccolo compendio dell'universo, lo scriveva Ippolito Nievo. Noi oggi dobbiamo raccogliere un'eredità, quella del nostro territorio. Le istituzioni sono chiamate con responsabilità a gestire un patrimonio in chiave appunto turistica per far sì che diventi una vetrina per chi arriva nel Friuli Venezia Giulia, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. In questo senso il Consiglio regionale si sta occupando di una legge, quella del demanio pubblico, quindi parliamo anche delle nostre spiagge, per appunto dare in gestione e consegnare a tutto il territorio un patrimonio ben gestito. Lo facciamo ne parliamo oggi con il consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Boem. Buonasera. Buonasera. Buonasera consigliere. Allora, da che situazione si parte in tema di demanio? Sì, allora una piccolissima premessa, questa che sembra una norma tecnica, è una norma tecnica, no? Cioè una norma che regolamenta in che maniera si concedono le aree demaniali, quindi le spiagge, come nel caso specifico, insomma, in maniera particolare le spiagge, ma come una norma tecnica, se ha un pensiero dietro, può essere di forte aiuto rispetto a una politica, in questo caso specifico rispetto alle politiche di sviluppo del settore turistico. Da che parte, da che punto partiamo? Siccome è un settore abbastanza delicato, la nostra regione purtroppo è una delle ultime che norma da questo punto di vista. C'era il timore di ledere magari qualche interesse, di mettersi all'interno di procedimenti che magari sono molto, molto lunghi, quindi si è preferito stare fermi. Quindi partiamo da una situazione di ritardo rispetto ad altre zone d'Italia. Di ritardo che ha prodotto, però, è un ritardo che ha prodotto una diffidenza negli investimenti, quindi tante volte i nostri territori demaniali, in particolare le spiagge, magari sono un po' più arretrati perché non avevano certezza sugli investimenti, sulla durata delle concessioni, quindi su fare gli investimenti. Perché non si è fatto prima? Da che cosa è Io credo che sia legato un po' a questo aspetto, no? Nel momento in cui vai a toccare dei procedimenti che per la loro ampiezza producono anche delle gare di tipo europeo, producono delle scelte difficili da fare, si è preferito vivacchiare, cioè scegliere piccole proroghe che magari ti tranquillizzano l'ansia del momento ma non guardano in prospettiva, invece che di scegliere di risolvere i problemi in maniera definitiva. Con questa norma io credo che questo percorso si stia facendo. Ciò che è apprezzato e apprezzabile è il fatto che nel fare questa norma ci sono state interlocuzioni con i portatori di interessi e questo apprezzamento ci è stato rivolto. Ci ha detto, bene, finalmente ci sarà una norma chiara su cui noi potremo fare poi le nostre scelte imprenditoriali. La Regione è proprietaria o comunque si occupa in maniera più o meno diretta del demanio. Fatta la legge, cosa succede invece per la gestione? Sì, allora la Regione ha competenza sul demanio, nel senso sul proprio demanio, ci sono pezzi di territorio che sono regionali, ma ha anche la competenza gestionale sul demanio statale, quindi questo è positivo perché con un unico sguardo riesce a gestire tutte le parti, sia quelle statali che quelle regionali. Che cosa accade adesso? Adesso accadrà che al termine chiaramente delle concessioni in essere ci sarà una norma che permetterà alla Regione per le parti che gestirà la Regione o ai Comuni per le parti che gestiranno i Comuni di fare i bandi di assegnazione. Ma qual è la vera novità, la vera parte interessante? Finora le durate delle concessioni erano abbastanza limitate. Di quanti anni parliamo? I comuni arrivavano fino a un massimo di 6 anni, le concessioni che davano i comuni, quelle un po' più piccole, quelle che dava la regione arrivavano fino a 20 anni. La norma prevederà che ai comuni spetteranno gestire le concessioni fino a 15 anni e la regione gestirà le concessioni da 20, diciamo così, a 40 anni. Questo allungamento permetterà agli imprenditori di avere un piano, come dire, e anche un periodo di ritorno molto consistente, per cui gli investimenti potranno essere importanti e qui arriva all'ottenimento del vantaggio, diciamo, pubblico, che è quello di avere delle infrastrutture. Pensiamo alle spiagge,
appunto infrastrutturato con servizi eccellenti e con servizi di sviluppo, perché c'è un investimento che può essere recuperato in tanti anni. Quindi da una parte c'è l'istituzione, sia essa regione o comune, dall'altro è l'imprenditore. Sì. Il primo modo in cui si agevola l'imprenditore è sui tempi più lunghi, e che significa quindi una certezza per poter fare degli investimenti. Sì, per il ritorno degli investimenti. L'altro aspetto che agevola come dire, l'imprenditoria, ma soprattutto agevola il fatto che gli investimenti durino per tutta la durata della concessione, no? Perché se non hai delle certezze in fondo, e queste certezze sono che a fine della concessione ciò che non è, diciamo, il valore dell'azienda in qualche maniera viene remunerato per la parte non recuperata al concessionario, diciamo così, uscente, questo fa sì che il concessionario uscente continuerà a investire sempre, perché sa che anche dovesse perdere la concessione alla fine perché non riesce a prenderla, gli verrà remunerato il capitale non investito. Quindi questo lo porterà a continuare a fare gli investimenti anche verso la fine, altrimenti, come dicevo prima, il rischio è che hai delle infrastrutture che mano a mano che ci si avvicina alla scadenza della concessione tendono ad invecchiare, tendono ad non essere, come dire, aggiornate. E noi che abbiamo una competitività con altre strutture, altre spiagge, penso a Bibbione, non possiamo rimanere indietro. Quindi la norma prevede l'indennizzo. Esatto. A fine della concessione, se la concessione non viene rinnovata, c'è la definizione di un valore che è messo a gara, un valore che viene segue un criterio di ammortamento, quindi. Un criterio di ammortamento con dei criteri, insomma, sui quali onestamente si sta ancora lavorando per trovare la calibratura più corretta, in maniera che l'imprenditore avrà alla fine la garanzia che tutto il suo investimento, se non ammortizzato, gli sarà rimborsato, passerà di proprietà al nuovo concedente, al nuovo concessionario. E come dire, ma il pubblico, che è l'interesse nostro, la Regione deve fare l'interesse delle proprie finalità. Il pubblico avrà la garanzia che il piano di investimenti avrà, come dire, uno sviluppo spalmato sugli anni e non altissimo all'inizio, poi basso alla fine. Come viene gestita la questione dei canoni? Ecco, un'altra cosa innovativa di questa norma e a mio avviso molto interessante sono allora i canoni. Intanto la norma definisce che le concessioni che vengono date dai comuni, quindi da 1 a 15 anni, le risorse dei canoni arriveranno ai comuni e non più alla regione. Quindi è una forma di attribuzione di risorse ai comuni che possono fare investimenti sulle infrastrutture che li riguardano. Faccio un esempio che può essere comprensibile soprattutto nella provincia di Udine. Tutti quanti abbiamo il presente Terrazzamare, che è come dire, una collocazione splendida, diciamo che ha bisogno anche di interventi piuttosto importanti per avere ancora maggior splendore. Con questo tipo di meccanismo il comune sarà beneficiario delle risorse derivate dalla concessione che potranno essere reinvestite nelle infrastrutture. L'altra parte di novità è che i canoni in Regione Friuli Venezia Giulia, e qui abbiamo utilizzato la specialità che abbiamo e alcune condizioni legate anche alla laguna di Grado e Marano, saranno fissate autonomamente dalla Regione e saranno svincolate da quelle statali. Questo che cosa produrrà? Produrrà dei costi. Il fatto che la nostra Regione è intenzionata a ridurre i costi, perché non è interesse nostro ricevere qualche risorsa dalle concessioni, ma far sì che l'imprenditore in un bando di gara, se deve pagare un po' di meno di concessione, ha margini per infrastrutture, cioè per fare un'offerta di qualità, e questo ci permette di competere con le altre, diciamo così, con le altre realtà, in questo caso balneari. Realtà balneari italiane e estere, insomma. Costi amministrativi che sono a carico finale del cittadino. Lei ha parlato di un costo che dalla Regione viene ridotto a favore dell'imprenditore. C'è il passaggio comunque sul cittadino. Il cittadino ha, diciamo, come beneficio duplice. È chiaro, se l'imprenditore ha un costo minore pagherà di meno, sì, ma soprattutto il guadagno del cittadino è quello di poter scegliere per esempio, se parliamo di stabilimenti balneari, uno stabilimento balneare che gli risponde in qualità. Allora lì ci guadagna il cittadino e ci guadagna la Regione, che sarà, come dicevamo prima, competitiva rispetto agli altri competitor turistici che ci circondano.
Bene, l'orologio dice che il tempo a nostra disposizione è finito, naturalmente il discorso poteva andare avanti con tutta un'altra serie di considerazioni e anche di associazioni, di associazioni non a fini di lucro che gestiscono il territorio. Sì, c'è anche comunque, quel pezzo lì che esatto, sarebbe importante, magari speriamo ci sia un'altra occasione. Una prossima occasione. Io ringrazio il consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Boemi, ringrazio a tutti per l'ascolto, l'appuntamento è la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. Buonasera. Buonasera.